passato che ci si trovasse tutti grigi e blu, scusate se sarò persino monotono nei colori, ma il rischio di avere una cravatta uguale a quella di Cichè non lo voglio assolutamente correre questa, perché era la prova del giusto. Sapete cosa non condivido di Cichè innanzitutto? Quando dice non ci sarà più bisogno delle autorizzazioni. Perché siamo in Albania, in Lituania, voglio dire, ognuno fa quello che vuole. Ma siamo matti, questa è un'idea selvaggia. Noi dobbiamo dire una cosa semplice, che era quella che diceva Enzo. Dobbiamo fare in modo che la burocrazia regionale in 3 mesi rilasci il parere definitivo su un progetto e lo approvi o lo respinga, e le osservazioni si danno una sola volta. Non ci può essere la responsabilizzazione del pubblico rispetto all'idea di società che noi vogliamo. Ognuno non può fare quello che vuole. Noi costruiamo insieme il progetto della società e non è un valore individuale. Però consentitemi una cosa, voi stamattina avete parlato con fuori. Molti che io sono rimasti, le ragazze che hanno parlato, i ragazzi, i giovani, le parole Daniele, ma consentitemi le parole di Emanuele Lapisardo che toccano il cuore, perché sono dei ragionamenti che la politica si fa anche con il cuore. Per cui io sento il bisogno in qualche modo di dirvi chi sono, perché in genere quando si diventa così importante tra virgolette uno cerca un blasone, uno stemma di famiglia, chissà, si inventa uno stemma arabico magari di esporre questo vostro. Io sono Rosario Procetta, sono nato in una famiglia povera, migera. Mio padre faceva l'operaio, in diversi periodi è stato un operaio precario, tant'è vero che quando è andato in pensione ha preso la minima dopo aver lavorato tutta la vita perché i contributi non bastavano. E qua eravamo 4 figli e quando mio padre non lavorava, mia madre faceva la spesa in casa. Sono cresciuto così, in una famiglia in cui si tirava a stento, dove mia madre mi usciva di notte vestito pantaloncino nuovo e vestito nuovo magari perché non così, e passava le nottate in casa a lavorare per farmi vestire elegante, magari più elegante degli altri, con un grande segno di dignità, e con una mamma che mi diceva sempre è meglio essere poveri e onesti. Questo ai tempi della scuola, giusto anche per fare chiarezza, io tutte le mattine ho fatto la scuola di Salesiano e tutte le mattine prima di andare a scuola servivo messa, conosco la messa in latino ancora a memoria, il della Dei ad Deum identificat juventutem mea, al Dio che identifica la mia giovinezza. Solo che la mia giovinezza non fu così lieta. Io ve lo dico, dovevamo tirare avanti. E così il mattino quando andavo a scuola dovevo scegliere, mia madre dava una piccola paghetta che equivaleva al prezzo dell'autobus, il biglietto dell'autobus. Poi c'era la ricreazione e io dovevo scegliere se pagare il biglietto dell'autobus o mangiare il panino. Spesso sceglievo di andare a piedi, facevo 4 pinocchi e mangiavo il panino. Questa è la mia vita. Poi mi sono iscritto all'università a Catania, a metà ho dovuto interrompere perché mio padre non si poteva permettere, era andato in pensione con la mia della pensione, 4 figli, e sono andato a fare l'operaio di fabbrica. In fabbrica ho imparato l'informatica, ho fatto dei corsi, sono diventato uno dei migliori informatici della mia azienda e conosco benissimo inglese, francese, arabo e ho girato mezzo mondo. Quando ho deciso di fare politica guadagnavo bene, anzi benissimo, perché lavoravo all'estero con una serie di aziende multinazionali dove ho sviluppato anche grandi progetti informatici. Solo che nel novembre del 1990 accade un episodio che